Dunque le gocce formano l'oceano. Noi saremo una goccia, ma basta farne tante e arriva fuori un oceano e poi uno tsunami. Andiamo a Rialto, ragazzi, tutti quanti, via! Ore 10, stazione dei treni Santa Lucia, Venezia. Si sono dati appuntamento e hanno risposto in più di 1000 commercianti, artigiani, partite IVA, lavoratori bloccati con le attività dal Covid-19. Sono qui perché chiedono allo Stato di lavorare con loro anche il popolo dell'indotto. Tutte le aziende del territorio, anche non veneto. Province diverse. Verona. Che attività avete? Partita IVA. Dal 27 di gennaio che sono fermo, che non lavoro, settore degli eventi. E tu? Dipendente pubblica, appoggio le partite IVA. Lungo lista di Spagna, però stesso passo e stessa storia. Pista per cosa? Parcheggiato? No, Messo pista lì? per popolo, no, e anche per partita IVA. Siamo un po' molto delusi, anche dal comune. Molte cose si potrebbero fare immediatamente, anche eliminare immediatamente la tassa sui rifiuti, ad esempio, per aiutarci. Parlo a nome dei miei genitori che hanno un ristorante in terraferma e purtroppo da 2 mesi hanno solo accumulato debiti, non ricevendo un aiuto vero dallo Stato. E dopo meno di mezz'ora il serpentone di manifestanti occupa pacificamente il ponte di Rialto. In cima il tricolore, nel nome del quale la catena umana inneggia all'unisono un'unica emblematica parola. Da Rialto stiamo andando a San Marco per raggiungere il resto del popolo delle partite IVA, artigiani, imprenditori, bottegai che insieme hanno fatto questo lungo serpentone, questa grande manifestazione tra applausi, striscioni, cartelli per ribadire a gran voce: fateci lavorare. In piazza San Marco, tra articoli della Costituzione disattesi, dicono i commercianti, va in scena la disperazione provata dalle chiusure forzate.